Buongiorno e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. In apertura spiccano le conseguenze dell'operazione Landaia, dove nel Tribunale di Catania sono stati eseguiti 25 provvedimenti a carico di soggetti accusati di traffico di esseri umani. Restano ricercati altri 6 cittadini stranieri. Tragedia a Lampedusa in provincia di Agrigento. Sono 41 i migranti morti dopo che un barchino salpato da Sfax in Tunisia si è ribaltato e affondato durante la navigazione nel canale di Sicilia. Arrestato un ladro 33enne attivo in alcune attività commerciali di Via Grande. La particolarità di questi fatti consiste nel modus operandi del soggetto. Infatti si copriva il volto con la maglietta per non farsi riconoscere. È stato chiuso un ristorante sul litorale di Noto dopo aver riscontrato carenti condizioni igienico-sanitarie. Le situazioni rilevate includevano accumuli di sporche insieme alla presenza di residui e rifiuti all'interno dei frigoriferi per conservare alimenti. All'ospedale di Lentini è stato eseguito un intervento di asportazione di una massa tumorale del peso di 5 kg su una donna di 56 anni che da circa un anno aveva notato un aumento di volume dell'addome associato a un dimagrimento progressivo. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà questa sera alle 19:30.